il precipitato di una tendenza generalizzata che a Venezia è diventata veramente gravissima. I dati parlano chiaro. Nel veneziano la popolazione è sempre più anziana e le motivazioni che indica lo SPCGL sono molteplici. Sono sostanzialmente di tre tipi, di tre parole cattive: la solitudine, la povertà e la non autosufficienza. Questi sono i tre grandi rischi che corre la popolazione, soprattutto anziana e soprattutto a Venezia. Su 240.596 pensioni private che vengono percepite da circa 185.000 persone, il 53% è inferiore ai 750 euro. Una pensione su 5 inferiore ai 500 euro, a testimoniare che anche nella nostra provincia la situazione è sempre più difficile, soprattutto per le donne. La cosa tragica sono i grandi anziani che hanno pensioni costruite sul lavoro nero, sulla precarietà, sull'apprendistato non pagato, le donne su lavori non fatti o non riconosciuti. Quindi abbiamo ancora un numero elevato di pensioni private molto basse. Oppure abbiamo le pensioni intermedie fra la previdenza e l'assistenza, e che non rappresentano dignitosamente né l'una cosa né l'altra. Per questo noi chiediamo sempre la separazione. Se una persona è povera, ha bisogno di essere dignitosamente assistita a carico della fiscalità generale. Se un lavoratore è povero, ha bisogno di essere sostenuto da una previdenza più elevata. Sono due cose diverse. Il quinto congresso dello SPI metropolitano, che si svolgerà giovedì, sarà l'occasione per affrontare il tema delle pensioni, con un focus sui principali provvedimenti previsti dal nuovo governo e in particolare quota 100. Per il governo esiste solamente la quota 100, che io sappia. Dei giovani non si parla. Delle donne, che sono le più penalizzate perché hanno un rapporto discontinuo, perché lavorano part-time, perché fanno i figli, non si parla. Cioè l'unico problema riguarda lavoratori, si calcolano anche intorno ai 200-300 mila, non un numero bassissimo, ma è un settore. La previdenza, proprio per la sua complessità, non può essere affrontata a seconda dei soggetti.